Buonasera e un sentito benvenuto da parte mia e dell'Istituto Veneto di Scienze e Lettere d'Arti. L'occasione di questa sera è importante, è la presentazione di un volume a cura di Paola Moretto, Pascaline Vatin e del nostro socio Gian Domenico Romanelli, che è una coedizione tra l'Istituto Veneto, una coedizione ma si può dire anche una felice collaborazione tra l'Istituto Veneto e Antiga Edizioni. È una pubblicazione così importante che ha ricevuto anche un contributo ministeriale dal Ministero della Cultura, in particolare dalla Direzione Generale Biblioteche e Istituti Culturali. Il volume così corposo, ma soprattutto così interessante, rappresenta senz'altro una pietra miliare nella storia della cartografia dell'Ottocento e dei primi anni del Novecento. Ma io direi che possiamo cominciare subito. Passo la parola al Presidente, professor Andrea Rinaldo. A lei. Grazie, e il privilegio di poter parlare di questo splendido libro nasce soltanto dalla collaborazione dell'Istituto Veneto, che indegnamente pro tempore rappresento. Però devo dire che mi fa molto piacere perché è un libro, oggi me l'ha dato Nico stamattina ed è tutto il giorno che continuo a dover fare altre cose, ho continuato a guardarlo e mi piace veramente da morire. Questo raccoglie tutta la produzione cartografica a stampa della città, insomma in un periodo che è particolare non solo per la città, perché sentivo prima anche nelle discussioni eccetera, ma certamente è un momento di una vivacità per la città incredibile, a dispetto delle premesse che il secolo aveva permesso, ma anche perché ma anche per l'Istituto Veneto naturalmente, che in quel secolo è nato e in quel secolo ha fatto la sua fortuna, non solo la fortuna, diciamo, quello che ci consente di essere qui oggi, ma anche proprio l'idea del formarsi di un periodo in cui ben altra era l'influenza che avevano i rappresentanti dell'Istituto Veneto anche proprio sul piano nazionale, insomma un periodo veramente di grande splendore per noi ed è un secolo fondamentale, quindi questo connubio con Antiga ci onora e certamente è al centro del nostro interesse. Avremo modo poi di tornare su questo. Allora, intanto naturalmente l'immensa produzione cartografica dell'Ottocento, insomma, che viene mostrata in questo libro in maniera, ed è, diciamo, il modo in cui viene letto. Adesso la mia lettura è limitata ed è crescente perché è da idraulico, e devo dire che gli spunti che si trovano sono veramente, a parte la bellezza naturalmente del prodotto di questo, ma certamente sono molto, molto importanti. E oggi, diciamo, la revisione, il ripensamento dell'importanza di questo secolo è considerato come centrale e decisivo, diciamo, per la definizione, diciamo, di quella nuova vocazione che si apriva, diciamo, alla modernità in qualche senso e in questo senso anche ne parlavamo tempo fa con Pascaline e con Nico. L'idea era che secondo noi, insomma, fosse una revisione del vero effetto che Napoleone ha avuto sulla città. È un tema che vorremmo trattare se mai avremmo la fortuna di trovare un finanziamento adatto per quest'opera. Ma certamente è quello che appareva il futuro, la modernità. Dopo lo tsunami vero e proprio naturalmente del 1797 a fronte delle truppe di Napoleone, il modo in cui il secolo era partito. Eppure è un periodo di grandissimo fermento intellettuale e quello che questo libro fa, e questo lo posso dire, diciamo, faccio lo scienziato di mestiere, ma insomma la scienza è evidente che in questo lavoro è impeccabile, questo non ho dubbio alcuno. La qualità delle riproduzioni qui, in merito, lo dico da profano, ma io lo trovo bellissime, proprio piene di suggestioni, piene di cose, al punto che sono per esempio a testimoniare che questa storia, questa tomografia, perché non è una radiografia, scrivevo nell'introduzione, ho scritto un'introduzione, è una radiografia, ma non lo è un attack della città, perché continua, perché ne mostra moltissime. E addirittura l'esercizio che ho fatto, ho potuto ricostruire l'abuso edilizio fatto dal mio bisnonno, perché realmente è così, perché la fondamenta, una divagazione da poco, ma la fondamenta che va dal Ponte dei Pugni fino alla fine da Cotè e Santa Margherita, dove finisce la fondamenta è casa mia, casa dei miei bisnonni, ed è un abuso edilizio perché è stato portato autonomamente e si vede alla riva e non lo era originariamente perché arrivava direttamente fino al giardino della chiesa, fino al giardino al refettorio della chiesa dei Carmeli. No, adesso spero che sia sanata a questo punto. Comunque questo era datato perché quello era 1000 e da qualche parte l'avevo trovato, insomma,
1860, 1865, eccetera, e niente di nobile, perché erano carpentieri, avevano un'impresa di costruzione, i miei bisnonni, mio nonno. Quindi, però insomma, questo segnala appunto questo fermento, questa vitalità che era molto bella. Quindi la forma urbis, naturalmente tutti ne parleranno con molta più competenza, ne parlerete con molta più competenza, ma certamente, per esempio, l'immagine, quello che si vede in questa documentazione completa dell'evoluzione della forma urbis, ha ragione Nico, e Pascal, immagino che ne abbiate parlato continuamente, una valanga di cambiamenti sono stati fatti. Quindi il momento di quel fermento non era solo la tensione verso la modernità, era proprio l'idea che in qualche maniera nasceva dal basso, quest'idea che si volesse in qualche modo dare un nuovo modello di sviluppo alla città, che potesse essere compatibile con quello che ci aspettava. Ma certamente nell'immaginario collettivo, descritto esplicitamente nel libro, si pensa, sbagliando, che è tipico, diciamo, dei problemi di Venezia, che sia rimasta intatta, immutata. Quest'idea che fosse intangibile, immodificabile, eccetera, non è vero. Ed è tipico in qualche modo, perché sono molte manipolazioni che naturalmente sono diventate dall'altro, ma certamente, per esempio, questo abbiamo sempre a che fare con le strutture invisibili, come le chiamava Lucio Gambi, no? Con la forza del mito, con la tradizione, con la forza del mito a Venezia è enorme. Segnalo, se non l'avete visto, lo straordinario libro di Gerardo Ortalli sulla Venezia inventata, che spiega come questa fabbrica non fosse per caso, era un sistema che l'immagine di Venezia era instancabilmente quella che Dorigo chiamava la gran cassa della propaganda marciana, che è questo che fece questa città così, questo stato così importante, eccetera. Quindi centrata sul ruolo di Eigenkirche, che ha sempre avuto la basilica, insomma. Quindi in qualche maniera torna tutto rispetto a questa naturalmente si parla di cose belle, di cose brutte, abusi ottocenteschi ce ne sono veramente di fenomenali, però vanno visti, diciamo, con un occhio benevolente, secondo me, perché un po' tutto quello che nasceva del dibattito sulla conservazione, sulle cose, nasceva allora, quindi trovo che sia particolarmente opportuno. L'immagine che viene data da questo è particolarmente bello. Questa cartografia ci mostra un secolo che ha arricchito e ha diversificato occupando spazi nuovi, spazi inediti, e cioè decine di trasformazioni, centinaia forse no, ma decine certamente sì di diversa importanza. E lo ripeto ancora, perché questa è una cosa che vorremmo veramente fare, ne abbiamo parlato diverse volte, questa è l'idea di cominciare a ripensare questo grande piano napoleonico che poteva essere, allora, che va rivisto in qualche modo, cioè la posizione dei veneziani avversa a Napoleone è in qualche modo da rivedere in molti aspetti, secondo me. E certamente credo che il momento nasca, e certamente anche per iniziative di questo genere. E l'altra cosa che è importante sono i risvegli di Venezia, di cui ci parla quel percorso. Dico i risvegli, non il risveglio come un titolo che erano risvegli, perché la storia di Venezia è sempre storia di cadute e di rinascite. E quindi è quello particolarmente il fermento di quel periodo, che era il periodo più buio, perché guardare le cronache che facevano gli austriaci della situazione della città è veramente imbarazzante, col segno di poi l'arcivescovo austriaco che finalmente riuscì a farsi trasferire a Ghir con una gioia infinita perché abbandonava questo paese di accattoni, ecco, e le cadute e le rinascite. Questa è la rinascita che poi arriva verso la fine del secolo, che è quella che dovremmo fare. Poi naturalmente le diverse cose importanti che sono state fatte, le infrastrutture, i piani di risanamento, la viabilità urbana, la stazione marittima, la ferrovia, tutte idee che si aprivano al mondo nuovo, nel bene e nel male, ma insomma queste vanno valutate a mio giudizio con grande interessanza. E poi diciamo, e poi il rapporto con l'acqua, quello dico da idraulico perché è una passione che ho, ma è stato decisivo perché l'intervento alle bocche di porto austriaco che venne fatto negli anni a metà del secolo ha avuto un impatto straordinariamente importante sull'evoluzione morfologica della laguna. Non si dice mai così, ed era fatto per consentire alle navi dell'Imperiale Regio Governo di poter entrare liberamente senza le... È difficile fermare i telefoni quando partono. Quindi i moli ferrari sono un altro sistema di questo genere. Ci parla anche tutto questo di un metabolismo urbano, che oggi è un tema di grande
di grande importanza, perché tra architettura, urbanistica, demografia e fisica statistica, che ci sono lavori che ho visto di recente sul metabolismo urbano, misurabile, eccetera, e credo che potrebbe esserci anche una coda, diciamo, di scienza che in qualche modo utilizza queste immagini e questi dati per valutare una specie di entropia del sistema, e potrebbe essere un tema importante su cui lavorare. E ho finito di annoiarvi quasi del tutto, ma certamente questa è degli appunti che avevo, e la Venezia, vediamo un po'. La Venezia, ecco, la cosa che è altrettanto bella, questa storia della Venezia, questa che seduce i suoi rappresentatori, anche quelli che non ci sono mai andati. Questo è stupendo, questo. Cioè, la partecipazione è proprio tale, c'è una sindrome inarrivabile. Ho trovato che sia meravigliosa questa idea di cambiare, di modificare cose senza esserci stati, l'idea di questo immaginario collettivo. Quindi è un'opera aperta che io credo sia già indispensabile, perché è fondamentale. Siamo grati agli autori, siamo grati ad Antigua per questo lavoro, siamo grati di esserne parte, perché è un libro che richiama la sua vocazione, diciamo, di testimonianza e che porta a un periodo proattivo, non solo, anche parlo per l'istituto naturalmente, perché lo era, ma proattivo per tutta la città, e questo potrebbe essere un senso di quello che ci aspetta, secondo me, per il futuro di questa città, perché non dura tanto. Non riusciamo a convogliare il senso che anche questo libro ci aiuta a far capire che quel tipo di fervore deve essere, quel stesso tipo di patriottismo marciano deve essere messo in moto adesso, perché sennò la città non dura più di 20 anni. E questo è un tema su cui torneremo. Ma per sollecitare appunto la centralità della fragilità del contesto di questo è certamente il tema su cui e questo libro esprime in modi per me inattesi, ma che si legano al discorso che io ho sempre ritenuto importante. Quindi va letto appunto come opera aperta, come dicevamo, e parlo a nome dell'istituto in questo caso, che è grato agli autori, naturalmente, per questo splendido lavoro, per questo volume che richiama la nostra vocazione di testimone proattivo, come scrivevo qua, nel sollecitare cure amorevoli e centralità per il contesto fragile in cui siamo immessi. Vi ringrazio. Prende ora la parola il dottor Andrea Simeonato, direttore editoriale di Antigua Edizioni, con cui, come dicevo in apertura, è stato un piacere collaborare, e a cui dobbiamo il prezioso lavoro di editing, di veste grafica, o per dirlo con una parola, di cura. Ecco, a te. Grazie davvero, e sono davvero felice e onorato di presentare in questa prestigiosa sede veneziana, in questo prestigioso istituto, questo volume, questo importante volume, non solo per la mole, perché diciamo che è un volumone, diremmo anche, ma soprattutto per i contenuti. I contenuti che mi sono stati presentati 2 anni fa da Pascalin e da Gian Domenico, e devo dire che fin da subito, da come me l'hanno raccontato, da come me l'hanno presentato, davvero mi sono innamorato subito. Permettetemi subito un ringraziamento all'Istituto, perché davvero è stata una felice collaborazione. Ho trovato delle persone con cui confrontarmi, con cui dialogare, un appoggio non solo, come dire, anche di aiuto concreto, ma anche di ascolto. Davvero grazie per questa prima collaborazione, che sicuramente mi auguro sia proficua. È un regalo alla città che facciamo, sia che la nostra casa editrice fa. È stato un impegno a tutti i livelli. Ecco, gli autori hanno lavorato tantissimo e da tanti anni. Quindi solo per la parte editoriale, quindi la parte di editing, di ricerca, di richiesta di immagini, di curatela, di videoimpaginazione, abbiamo messo 2 anni giusti. Sono 2 anni giusti da quando abbiamo iniziato questo percorso. È stato un percorso anche che è cresciuto, e dall'inizio dovevamo fare un libro almeno la metà di quello che oggi voi potete vedere. Quindi ringrazio gli autori per avermi proposto e per aver proposto alla mia casa editrice
questa pubblicazione. E riassumo un po' brevemente, ecco, come diceva anche prima il Presidente, quali sono un po' le scelte, le motivazioni editoriali che mi hanno portato a dire di sì subito. È la prima catalogazione completa della cartografia a stampa della città di Venezia. Oggi si pubblica tanto, si pubblica troppo forse. Io vengo anche da Torino da una settimana di fermento e spesso volentieri opere curate in questo modo, davvero, vado male a dirlo personalmente, ma non sono così, ecco, non sono così frequenti. Ecco, proprio anche per la scientificità con cui tutte le schede sono state inserite. Ecco, spero che dopo possiate almeno sfogliarlo, almeno godervi queste bellissime riproduzioni di grande formato. Anche il formato, si pensava a un formato inizialmente più piccolo, dopodiché la bellezza di queste immagini davvero dovevano essere restituite anche non solo nel formato ma anche nel colore, e quindi credo che abbiamo cercato di fare del nostro meglio anche a livello proprio di stampa. E poi è una sorta di grande illustrazione grafica delle profonde trasformazioni della città e smentisce la falsa idea dell'immobilità e dell'immutabilità di Venezia fin dai tempi antichi. Vi assicuro che il giorno dopo l'elezione della nuova amministrazione pubblica gli regalerò una copia al nuovo sindaco, che così diciamo che può essere uno strumento anche di vedere quello che hanno fatto in passato, ma sicuramente è uno strumento anche per proiettare Venezia nel futuro e di pensare a una Venezia. Vedrete anche delle cose inedite, poco conosciute. Io sono stato sorpreso dai bagni in bacino San Marco, delle cose straordinarie, davvero, che mi hanno lasciato sorpreso. E poi appunto c'è il tema oggi si parla di overtourism, del turismo, e questo può essere uno strumento anche per le guide turistiche, perché qui recuperiamo tutta la tradizione della guida turistica e del turismo. Quindi è, diciamo, un grande volume, lo ritengo, ecco, e spero che voi poi me ne possiate dare testimonianza. E mentre stavo anche preparando il catalogo mi chiedevo come tutto questo bellissimo materiale non potesse essere materiale per una bella mostra, per una grande mostra di cartografia. Ecco, questa è una cosa che lancio e poi insomma vedremo nel futuro. La veste grafica appunto è stata studiata in modo elegante e funzionale. Un particolare ringraziamento mi sento di farlo allo studio MMBF di Campo San Piero. Vedo qui Mauro Braghetto e Nicoletta Filippi che hanno dedicato giorno e notte, e gli autori possono testimoniarlo davvero per arrivare a questo risultato. Ecco, per presentarlo oggi non potevamo non chiamare Massimo Rossi, il dottor Massimo Rossi, noto geografo e con cui abbiamo anche già pubblicato altre cose, Mind the Map, ecco, un bellissimo volume appunto sulla storia della costruzione delle mappe, responsabile del gabinetto di cartografia della Fondazione Benetton Studi e Ricerche, e che davvero ringrazio per la disponibilità e per avermi detto subito di sì. Ecco, l'ha letto parola per parola, perché mi ha corretto 2 o 3 refusi che ho detto Massimo l'ha letto parola per parola. E ti ringrazio perché davvero tu ci offrirai sicuramente un viatico, ecco, per immergerci, ecco, in questo splendido volume, come l'ha definito il Presidente, di cui vado orgoglioso. Grazie. Ecco, purtroppo il volume ha un costo che non è proprio, perché per far quadrare i conti ho cercato, però per oggi, poi avviserò anche la libreria,
concedo un prezzo speciale per voi che siete qui presenti, facciamo conto tondo, va bene? Quindi un'occasione per poterlo acquistare poi presso la libreria Studium è qui all'ingresso. Grazie. Invitiamo dunque il professor Massimo Rossi, come si diceva, dalla Fondazione Benetton Studi e Ricerche, dove appunto coordina l'area di studi geografici. Grazie. Grazie per l'invito. Adesso sì. Dicevo grazie dell'invito. Presentare questo libro è allo stesso tempo semplice e maledettamente complesso, perché è un libro estremamente denso che trasuda anche amore per questo lavoro. Mi piace molto questa sorta di sottotitolo, Ritratti cartografici. Una città è un organismo vivente, e una mappa è il ritratto di questo organismo. E nel tempo il ritratto assorbe, restituisce le ferite, le cicatrici, i ringiovanimenti, le trasformazioni, perché appunto una cartografia è una restituzione fatta dagli uomini, secondo tanti punti di vista, secondo la committenza, ma di un organismo vivente che è vivo, vegeto, e un po' il mio compito e ho cercato di farmi prendere proprio da questo lavoro, perché sono geografo, perché mi interessa particolarmente la cartografia e quindi cercherò di restituirvi questo lavoro all'interno delle operazioni analoghe che si sono occupate di questa città. Venezia, dopo la caduta, si occupa principalmente di Ottocento ed è un libro che mancava, prima di tutto. Però è un libro che affonda le proprie radici in quello che è successo in precedenza. E dobbiamo partire dal lavoro di un geografo, di Giovanni Marinelli, 1881, il saggio di cartografia della regione veneta, che si attiva, diciamo, all'interno di un momento storicamente molto importante per questa città, cioè il terzo congresso geografico internazionale del 1881. Giovanni Marinelli ha il compito, dato dalla società geografica e dall'organizzazione, di scrivere questo saggio che ancora oggi viene utilizzato perché è la prima raccolta di rappresentazioni cartografiche e mi piace restituirvi, ma mi soffermo poco, di cosa ha significato per Giovanni Marinelli confezionare questo libro. Ha significato mettersi in relazione con quelli che sono ormai oggi i numi tutelari dei beni culturali in Veneto, da Francesco Stefani, direttore dell'Archivio di Stato di Venezia, a tutti questi personaggi a cui sono intitolati oggi biblioteche e istituzioni culturali importanti in tutto il Veneto. Il lavoro di Giovanni Marinelli è stato quello di confezionare questo catalogo di tutti i beni del Triveneto, 2196 cartografie, di cui Venezia città diciamo ci sono 78 schede. E ancora oggi andiamo ad attingere a Giovanni Marinelli per la sua grande capacità di analisi. La prima volta che vengono analizzate in maniera, diciamo così, scientifica le cartografie.
E quindi si è messo in contatto con tutti questi personaggi dove erano custodite le cartografie. Quindi un grande lavoro di censimento che si è attivato attraverso proprio delle conoscenze personali. Poi c'è questo straordinario altro capitolo importante, Jürgen Schultz, e una altra istituzione prestigiosa, cioè la Fondazione Cini, che all'interno dei Saggi Memorie ospita questo importantissimo, imprescindibile lavoro di Jürgen Schultz, storico dell'architettura, storico dell'arte, amante di questa città. E lui per primo suddivide in queste 3 categorie le varie modalità di ritratti della città. C'è le vedute prospettiche, le planimetrie e i panorami. I periodi storici sono importanti perché chi si occuperà di restituire cartograficamente Venezia utilizza proprio anche delle scansioni temporali importanti. Quindi dalle prime rappresentazioni di Reeuwijk fino al 1797 riporta per la prima volta le scale di rappresentazione, ma sentite che cosa dice. Non esisteva un catalogo scientifico delle piante di Venezia. Siamo nel 1970. Quindi lui decide, da grandissimo studioso, di peregrinare per le biblioteche, le print rooms europee, alla ricerca di materiali, perché doveva studiare Venezia. E quindi dice, alla fine il catalogo lo faccio io. E arriva a dire questo, i cartografi veneziani preferivano copiarsi a vicenda. In realtà abbiamo quindi dei capostipiti, come giustamente anche questo prezioso libro su cui ha lavorato, e quindi li elenca, naturalmente Jacopo de Barbari, Giovanni Merlo, vedete, li elenca a seconda delle varie tipologie. Poi Badoer, Lodovico Ughi, Reeuwijk, Giovanni Merlo, Giorgio Fossati. Le altre stampe sono tutte più o meno derivate. Quindi ci dà una chiave di lettura per comprendere che queste ottocentesche, primi Novecento, 300 cartografie o ritratti di Venezia hanno degli archetipi che sono stati appunto utilizzati. Poi c'è il grande lavoro di Giocondo Cassini, naturalmente, che non dialoga con Schultz, perché Schultz esce nel 70, Cassini nel 71, quindi non ha potuto attingere, ma in pratica Cassini poi si sposta fino alla metà dell'Ottocento e anche lui denuncia la mancanza di un'operazione, catalografica utile per Venezia. Anche lui riporta le scale di rappresentazione. Sono strumenti, a mio avviso, importanti per quanto riguarda proprio la comprensione. Poi il lavoro di Gian Domenico Romanelli e Susanna Biadene dell'82, che è relativo allo straordinario fondo, alla collezione Correr, e che va appunto 1479 e 1911. E poi l'altro gigantesco volume di Gino Moretto, che ha però, a mio avviso, una lettura differente. Si scorge all'interno l'intenzione del collezionista e del mercante, che a differenza delle altre pubblicazioni inserisce delle categorie utili al collezionista e al mercante, cioè la diffusione. Quindi le mappe non comuni, comuni, comunissime, rare o rarissime. Quindi un occhio relativo proprio al mercato, anche antiquario. E bisogna dire che il lavoro degli antiquari è basilare per quanto riguarda la raccolta e lo studio dei documenti e la loro circolazione.
Quindi le tre grandi categorie, quindi la visione a volo d'uccello, la planimetria e le vedute panoramiche, contraddistinguono le modalità di vedere questa città. Anche Venezia, dopo la caduta, utilizza chiaramente le stesse categorie, ma inserisce anche le guide turistiche, perché l'Ottocento significa far parte del Grand Tour e quindi accogliere un'altra modalità di vedere la città anche dal punto di vista del turista. Come è fatto questo libro? È fatto per essere letto, ma è fatto per essere compreso, è fatto per fornire delle chiavi di lettura comode per entrarci dentro. Quindi una straordinaria linea del tempo che consente di cercare di comprendere per sommi capi, ma i punti nodali delle trasformazioni e quindi legare i punti nodali delle trasformazioni alle mappe. Quindi un discorso interno continuo all'interno di questo volume. E mi piace molto anche restituire che cosa significa per un dominatore occupare una città. Arrivano i napoleonici e scrivono: è convinzione del Comitato di Istruzione Pubblica che anche nella forma Venezia conservi testimonianza delle disuguaglianze e ingiustizie sociali subentrate con l'oligarchia, a un periodo di fraternità e di pacifica convivenza. Anche la partizione e denominazione dei sestieri si è resa inutile e insussistente. Quindi le mappe restituiscono quello che è lo spirito sociale e la temperie anche culturale del tempo. Quindi Venezia non ha più sestieri ma ha contrade. E le contrade acquisiscono la nomenclatura della loro, funzione. Quindi la contrada viveri, educazione, marina, legge, spettacoli, commercio, pesca, rivoluzione. Poi, gattopardescamente, quando ritornano gli austriaci, tutto torna alla normalità in pratica. Però vedete come la stessa mappa della città emotivamente e culturalmente sembra che cambi drasticamente. Il volume offre questa possibilità di essere letto attraverso dei fili conduttori molto forti, le mappe capostipiti. Io faccio un rimando, a mio avviso, importante, perché questo libro non si offre solamente alla consultazione, ma lancia delle opportunità di ricerca molto forti. Io evoco Giovanni Filippini, perché Giovanni Filippini lavorava nelle magistrature veneziane, relativamente all'acqua proprio, e ha delle aderenze importanti anche con nomi forti veneziani, Zendrini, il mondo degli idraulici, e riesce attraverso l'amministrazione austriaca a lavorare a Milano mentre si stava facendo il catasto teresiano, e fa questa straordinaria pianta geometrica della città metropoli di Milano nel 1722. Quindi c'è una grande capacità che addirittura da Venezia va a lavorare a Milano, ma questo deve creare un legame con Lodovico Ughi, quasi sconosciuto dal punto di vista della sua biografia, perché, come il volume testimonierà, il lavoro di Lodovico Ughi diventa archetipo per oltre un secolo e mezzo. 1722 è una mappa in scala 1:2260, una mappa che è 149 x 206 centimetri, un'opera anche dal punto di vista proprio dell'officina tecnica e culturale straordinaria. Che cosa scrive Ughi? Lui si candida
Dice: sorge principe serenissimo, sorge, dico per la prima volta, la geometrica pianta dell'inclite sua dominante, delineata con le più caute misure e graduazioni degli angoli, che la di lei situazione la maggior possibile industria ha permesso di fare. Quindi una pianta geometrica. Effigiata nel presente disegno, ardisco umiliarla all'augusto trono di vostra serenità come primizia dei miei geometrici studi, che proseguiti potrebbero rendermi valevole di servire la serenità sua quando degnasse comandarmi. Quindi si offre con questo lavoro per poter fare altri lavori. Questo nella temperie culturale, tecnica di Filippini, che lavora a Milano. Quindi sarebbe davvero un grande argomento di ricerca di Ludovico Ughi, che risulta, diciamo, ancora veramente da indagare. Perché, come dichiara questo libro stesso, si offre, il Venezia 800, diciamo, si offre come continuazione del lavoro precedente di Gino Moretto. E quindi Gino Moretto che quasi chiude con Ughi, e in questo volume invece apre offrendo, ripartendo dal lavoro di Ludovico Ughi, offrendo anche questa importantissima ulteriore utilizzazione del lavoro di Ughi nel 1807, fatta da uno dei più importanti tecnici ma anche intellettuali, Gian Antonio Selva, nella commissione dell'Ornato, che appunto utilizza la cartografia di Ughi. E la pianta di Ludovico Ughi è utilizzata fino al 1847. Quindi significa che c'è stata anche una povertà di interventi ex novo sulla città dal punto di vista geometrico-matematico. E per dimostrarvi, lo farò in una serie di altre cartografie, per denunciare questo cambiamento di prospettiva di una Venezia che non è mai stata immobile, ma che anzi nell'Ottocento riceve parecchie attenzioni. Quindi vediamo qui nella pianta di Ughi, in realtà, come sia oggi la città che profondamente si è offerta al mutamento. Ecco, sulla scia di Ludovico Ughi vedete quanti l'hanno utilizzato, questa è solamente una minima parte, quindi la planimetria di Venezia del 1722 in realtà è stata riutilizzata, perché è decisamente dispendioso intraprendere nuove rilevazioni, e quindi, come già diceva Jürgen Schulz, molti hanno copiato da Ughi. L'altro punto di vista straordinario si inaugura con Venezia 1500, quindi Jacopo de Barbari, ed è questo un punto di vista che ha letteralmente rivoluzionato il modo di intendere le città nel Rinascimento. Dopo Jacopo de Barbari non sarà più possibile restituire le città se non attraverso questo voyeurismo cartografico che, alzando il punto di vista, dopo la scenografia di Rewick, finalmente si può curiosare fino alle estreme lontananze del centro urbano. Vi riporto perché ho avuto l'occasione di portarlo in mostra a Vicenza ed è una meraviglia unica questa silografia, e vedete come il tempo e lo spazio convivono. Date un'occhiata ai dettagli, ci sono gli uomini che stanno raccogliendo le vele, stanno calafatando le imbarcazioni. L'uomo è all'interno di queste rappresentazioni perché il tempo e lo spazio abitano ancora in questa stagione la cartografia. Quindi sono veramente dei monumenti, e colgo l'auspicio che questo libro diventi, insieme ad altre cartografie, una straordinaria mostra per questa città. E quindi vedete come il prototipo, il punto di vista da sud verso il bacino di San Marco diventi un altro archetipo
veramente saccheggiato nella migliore dei termini, insomma. Quindi un altro modo di vedere la città. Poi ci sono gli autori. Ci sono degli autori capostipiti, degli autori importantissimi, padre e figlio Bernardo e Gaetano Combatti. E questo libro per un geografo è una miniera di sollecitazioni. Basta cercare qui siamo nel 1815 con questa nuova pianta, basta cercare per fortuna online, ma vedete che nella Yale University Library c'è un'altra realizzazione del 29 e poi naturalmente c'è anche quella del 1856. Quindi gli stessi autori chiamati ad aggiornare. Come diceva il Presidente, come è scritto nel libro, è una stagione particolarmente feconda per Venezia, perché Venezia è artefice del proprio cambiamento, perché Venezia si allaccia alla modernità con, ad esempio, la ferrovia, e quindi gli interventi su questa città per nulla immobile. E guardate anche utilizzando le cartografie degli stessi autori dei Combatti, 1815, c'è l'imbonimento, quindi il prosciugamento della parte che ospiterà poi, vedete la stazione, ma anche più a sud l'area di Santa Marta, e quindi che poi diventeranno i magazzini, insomma, la città che attraverso gli imbonimenti, quindi i prosciugamenti, avrà nuovo territorio per espandersi. Ma in questo libro si naviga anche attraverso non solo gli autori, ma anche attraverso le officine, quindi gli editori, gli incisori. È un patrimonio straordinario di competenze tecniche, scientifiche, che emerge da questo lavoro. Giambattista Garlato, che ad esempio lavora a stretto contatto con i Combatti. E quindi vedete come poi il nono congresso degli scienziati italiani del 1847, ci sarebbe tanto da dire su questo congresso, quello degli scienziati, perché sentivano l'Italia prima dell'Italia e attraverso i loro contributi contribuivano moltissimo a rendere l'idea di nazione unita politicamente ancora prima. Mi sono soffermato sui doni per i partecipanti perché questo terzo congresso degli scienziati italiani, esserci stati, si portava a casa davvero un grande bottino, solo dal punto di vista geografico. Vengono editi questi 4 volumi, Venezia e le sue lagune. Nel secondo c'è la pianta di Venezia, poi il terzo, e nel quarto addirittura c'è la pianta della laguna e a parte la veduta panoramica di Venezia entro un tubo di cartone. Si prospetta davvero per gli invitati un ricchissimo bottino, cioè se ne tornano a casa, immagino, con una grandissima felicità. Il congresso era stato fatto al Palazzo Reale, poi con la Fondazione Querini e altri luoghi, insomma. E questa è la pianta che viene loro donata. Questa è la carta topografica della laguna di Venezia e poi gli regalano Pividor. Quindi è proprio una restituzione somma delle opere che in quel momento erano disponibili per questi illustri ospiti. Bernardo e Gaetano Combatti poi confezionano, e poi Giandomenico Romanelli insomma ha anche pubblicato questa riedizione in pratica, e vedete è importante leggere davvero anche i dettagli di queste opere compilate in memoria di questa occasione, ma Bernardo Combatti lavorava al Genio Militare e Gaetano Combatti nell'ufficio tecnico municipale, quindi erano tecnici. In Francia si direbbero gli ingegneri savant, colti, quindi personaggi di altissimo spessore che
appunto lavorano per confezionare questi materiali e vediamo come sicuramente avevano accesso al catasto. Infatti ho utilizzato una parte, insomma, del catasto siculo del 1846 per farvi vedere contemporaneamente il lavoro di Bernardo e Gaetano Combatti di poco successivo. Quindi c'è questo stretto legame con la scientificità disponibile per restituire il ritratto di questa città. E poi, come scrivono gli autori, scende in campo anche il comune attraverso i propri tecnici, quindi Antonio Vendrasco e la pianta di Venezia. E questo per quanto riguarda la questione delle planimetrie. Le vedute che quindi utilizzano il punto di vista inaugurato da Jacopo de Barbari. La veduta da sud è diciamo, la caratteristica ormai attraverso la quale ogni turista si imprime l'immagine di Venezia. E il bombardamento di Venezia diventa uno strumento anche pubblicitario, ma sappiamo che cosa ha significato per i niente affatto innamorati di Venezia, che sono in questo caso gli austriaci che hanno stroncato la Repubblica con il bombardamento. Per fortuna questi oggetti volanti, insomma, sono stati poi spostati verso terraferma e quindi hanno limitato i danni. E poi la questione dei panorami, altro straordinario capitolo, specialmente ottocentesco. Io vi propongo quello che l'inventore, diciamo così, Robert Barker, ha fatto a Edimburgo, sulla collina famosa. Ve lo ripropongo perché a mio avviso vale proprio la pena. Vedete come ancora in questo caso la cartografia è testimone dell'unione del tempo e dello spazio. In tutti i panorami ci sono le persone, perché è una modalità di partecipare insieme a chi viene ritratto del ritratto stesso. E quindi dobbiamo immaginarci questa invenzione dei panorami che avvolgevano lo spettatore davvero a 360 gradi e c'è un bellissimo libro che ne parla e racconta degli svenimenti del pubblico perché partecipavano a questo spettacolo proprio immersivo e addirittura c'erano anche dei movimenti, specie durante scenografie di battaglie, quindi soldati che si muovevano e c'era proprio questo effetto di profonda immersione e quindi emotivamente molto coinvolgente. Ma basta vedere proprio anche questa capacità del panorama appunto di assorbire l'attenzione. E chiedevo, perché gli esperti sono loro, questa veduta circolare di Venezia del 1826, quindi una trentina d'anni dopo il primo esempio, questo figlio del console danese a Venezia che sale sul campanile di San Marco e ci restituisce però, vedete, in maniera molto più geometrica, molto più rigida dal punto di vista della restituzione dell'edificato, il primo appunto panorama che in ogni caso ci si perde dentro, ognuno ci può ritrovare la propria storia, il proprio essere frequentatore di questa straordinaria città. E comunque c'è sempre dietro il riverbero di Jacopo de Barbari, questo skyline dei monti. Quindi anche Venezia partecipa di questa straordinaria stagione, ma vedete che anche in Martens, diciamo geometrico, esiste lo spazio-tempo e quindi le persone che abitano la città. E poi, naturalmente, gli archetipi, le copie, da questo panorama di Venise del 1830-35 viene copiato da Havel, che ripropone, cambiando un po' il tempo atmosferico,
e quindi i grandi autori che si occupano appunto dei panorami di Venezia, Pividor, e mi è piaciuto molto restituirvi la bellezza di questa città, la luce che emerge da questi panorami e quindi la possibilità di, è come se rimettessimo in moto il brusio, la presenza umana all'interno di questi organismi vitali che sono la città, che è Venezia. E poi raccontavo a Giandomenico, perché ho avuto l'opportunità di vedere in Querini, con un suo allestimento, questo panorama mozzafiato, veramente straordinario, di Giovanni Biasin, e 2,20 m. Naturalmente c'è un altro panorama che non ho voluto spoilerare qua, ma impressionante all'interno del libro, quindi vi invito poi a guardarvelo, a gustarvelo personalmente. E vedete che cosa significa restituire l'anima dei luoghi attraverso queste che sono altre modalità di restituire le città, ma restituirle appunto attraverso stralci di vita che riprendono e sono in azione. È come se fossimo su quell'imbarcazione e stessimo navigando insieme agli altri. E poi l'episodio che testimonia l'altra stagione importantissima che riguarda Venezia, cioè le guide turistiche. Guide turistiche che hanno veramente costruito l'immagine del mondo, dei luoghi, nei turisti. Ognuno che aveva in tasca queste guide, quella di Oden, dalla Murray al straordinario Baedeker, a Adolphe Johann, ognuna dentro ha un po', chiaramente sono lavori di redazione che prendono da cartografie già esistenti, che però contribuiscono al mito di Venezia, contribuiscono alla frequentazione, alla modalità proprio di visitare questa città. E poi mi è piaciuto molto, perché questo libro, ho voluto intitolarlo, questo capitoletto, Errori, sciatterie e progetti. Venezia non è sempre restituita in maniera impeccabile, perché c'è tutto il discorso dell'editoria che ha bisogno comunque di documentare, e non importa come anche. Quindi c'è l'isola di San Giorgia, e chiaramente si tratta di pubblicazioni che lasciano il tempo che trovano, che sono mordi e fuggi, che però questo libro ha recuperato. Quindi questo è un altro grande punto a favore di questa restituzione di 300 immagini, 300 ritratti. Vi ricordo che Marinelli ne aveva contate 78. Qui siamo a 300 solo nell'Ottocento. Marinelli non ha ribadito copie, diciamo, ha fatto un altro lavoro. Però questo significa un grandissimo lavoro di ricerca. O guardate la sciatteria, ad esempio, di questo, non a caso, Journal Puttus. Quindi non importa come, diamo in pasto al primo amanuense che magari manco è stato a Venezia, avevano fretta di pubblicare. Oppure a questi progetti fantastici. Non ho resistito, ma il treno è a doppio binario naturalmente, si va a Milano e si torna, carichi, e si ha questo skyline straordinario. Pensate proprio a questa straordinaria opportunità immaginifica di costruire la ferrovia fino a San Giorgio. Dunque questo libro non è solamente da sfogliare, ma ha degli strumenti per essere compreso, per essere, diciamo, immediatamente frequentato, e quindi un indice cronologico, quindi un indice dei nomi,
e naturalmente le collocazioni. Quindi non è solamente uno strumento, non lo è solamente uno strumento divertente, non è solamente per i veneziani. Questo deve essere uno strumento che va ben oltre Venezia, per capire Venezia, ma attraverso le collocazioni si capisce che gli autori hanno decenni di studi alle spalle. Solo attraverso questo prospetto si comprende la capacità di analisi, di ricerca, la fatica di non solo trovare la documentazione, ma di interpretarla e di farla vivere attraverso opere come queste. Quindi mi veniva da offrire altre opportunità che questo libro offre. Bisognerebbe davvero intraprendere ricerche biografiche sugli autori e stampatori, perché questo darebbe la possibilità non solo di comprendere meglio, ma di attivare davvero altre strade. Chi sono questi stampatori? Qual è la loro biografia? Lodovico Ughi, Giovanni Filippini, i fratelli, padre e figlio Combatti, tutte personalità estremamente importanti, e attraverso una biografia su di loro si capisce qual è il loro contesto storico e quali sono gli altri contatti. Le ricerche su piante di Venezia manoscritte, perché qui abbiamo, per fortuna, tutto il lavoro sulle stampe, ma le stampe, prima di essere stampe, sono disegni manoscritti. Quindi uno straordinario cantiere che sarebbe interessante intraprendere, e poi sui disegni manoscritti appunto che preludono le stampe. Quindi Ludovico Ughi è diciamo il capostipite delle planimetrie che vedete si offre per dimostrare come questa Venezia sia stata e sia un cantiere vivo, un cantiere che l'ha trasformata pesantemente nel bene e nel male, basta allargare lo sguardo e si entra in tutto il mondo della chimica intorno. Venezia che è così oggi, ma Venezia che ha bisogno di una restituzione cartografica di qualità che ahimè non può essere quella della Carta Tecnica Regionale di oggi. Oggi noi vediamo questo luogo straordinario attraverso questa modalità cartografica che è figlia del tempo in cui viviamo. Una cartografia restituisce la percezione del topografo che incarna la società, attraverso i suoi occhi vediamo i luoghi. E questo, ahimè, è il modo in cui oggi percepiamo questo straordinario organismo vivente. Grazie per l'attenzione. Grazie al professor Rossi. Ecco, non sveliamo un mistero dicendo che tutti e tre gli autori sono qui in sala, quindi se ci fossero domande sono a disposizione. Chiaramente. No, a parte questa bellissima lezione di Massimo Rossi, lui ha colto, mi pare, sia dal punto di vista metodologico, sia dal punto di vista anche dell'indagine compiuta, il senso di questo nostro lavoro, che voleva portare a fornire degli strumenti, e penso che sulla strada indicata da Massimo Rossi questo è avvenuto e continuerà, speriamo. Anche questa bellissima idea di una grande mostra cartografica che credo che come istituto potremmo prendere in considerazione. Ho visto una lista delle Io volevo soltanto ringraziare, perché non posso e non devo fare, prendo la parola a nome delle mie esimie illustri colleghe, e volevo ringraziare intanto l'istituto, perché l'istituto è stato fondamentale per noi, e naturalmente l'editore, perché abbiamo fatto diventare matto da un certo punto, lui ci ha fatto diventare matti a noi,
però l'abbiamo fatto diventare matto perché il lavoro è cresciuto mano a mano che si sviluppava e quindi ha comportato un impegno notevole sotto ogni punto di vista. Ma volevo ricordare e ringraziare in maniera particolare alcune altre persone che ci hanno accompagnato in questo lavoro. I grafici, Mauro e Nicoletta, sono stati fondamentali. Hanno avuto una disponibilità, una attenzione, anche una capacità di entrare dentro all'argomento, per cui ci siamo trovati in qualche modo per una strada comune e l'abbiamo compiuta con i nostri problemi, con le nostre difficoltà, però con grande slancio. C'è un fotografo che non compare, ma che vorrei ricordare, che si chiama Giovanni Zardinoni, no? Mi pare, che ha molto lavorato per noi e che è stato anche lui un supporto molto, molto importante. Saltabeccando di qua e di là, volevo ringraziare anche l'apporto e il sostegno datoci dalla cancelleria, dai due cancellieri che si sono avvicendati, e cioè Giovanna Palandri e naturalmente l'attuale cancelliere, che ci ha seguito in maniera molto discreta, ma importante, perché avevamo bisogno di questa interlocuzione e c'è stata, e da questo punto di vista siamo stati molto, molto aiutati. Poi, visto che parlo io e non le altre due mie colleghe, vorrei ringraziare le mie due colleghe, la Paola per la infinita pazienza, competenza e il modo, in maniera fortemente creativa, con cui ha preso il testimone da suo papà. E abbiamo lavorato tutto il tempo avendo presente che c'era questo, come vorrei dire, questo background importante e che lei ha generosamente messo a disposizione, ci ha rovesciato addosso e quindi abbiamo potuto lavorare. Pascalin, che lavora con me da molti anni oramai, ha introdotto la sua, diciamo così, la sua geometria molto cartesiana e ci ha fornito da questo punto di vista un'importante griglia logica sulla quale ci siamo mossi. E qui io mi fermerei. Io sono un vecchio rottame dei beni culturali veneziani, per cui mi sono volentieri, anzi entusiasmandomi, accinto a una avventura che non pensavamo fosse così pesante, così lunga, però anche di grandissima soddisfazione. E poi ringrazio voi che avete avuto la bontà e la generosità di ascoltarci. Grazie. Se non ci sono domande, grazie a tutti e buona serata.